Buongiorno a tutti, io sono Paolo Lorenzoni, sono presidente di Revis, molti di voi mi conoscono, in sala ci sono amici, clienti e amici, qui non mi soffermo e non mi soffermerò su quello che fa Revis perché bene o male ci conoscono tutti, mi soffermo invece e voglio dare un imprinting importante sul rapporto che abbiamo instaurato quest'anno con l'azienda Remax. Remax è un brand internazionale, è la prima azienda intermediazione internazionale per quanto riguarda gli immobili. Con Remax stiamo lavorando ad un prodotto comune pensato specificatamente per i leasing. Abbiamo già cominciato a lavorare, abbiamo messo a comune un'esperienza, la nostra è più che ventennale per quanto riguarda la conoscenza della materia leasing e in particolare dei beni in default. La loro è una grandissima esperienza dal punto di vista proprio strettamente immobiliare che stiamo focalizzando sul non residenziale e espressamente sugli immobili provenienti dal leasing. Passo la parola all'amministratore delegato di Remax, il dottor Bernardi. Grazie Paolo. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi oggi e sono un po' emozionato, vi dico la verità, perché comunque so che è la prima volta che un gruppo immobiliare fa parte di questo convegno del mondo del leasing. Allora mi sono detto, caspita, devo parlare delle persone che fanno leasing, che trattano finanza, cosa posso mai raccontare a queste persone che già non sanno? E infatti non mi voglio annoiare su una presentazione della nostra azienda, che tanto oggi basta andare sul sito e qualcuno vede subito quello che facciamo, chi siamo, che nasciamo nel 73 a Denver in Colorado e così via. Ma ho preparato dei dati perché vorrei condividere con voi alcuni aspetti importanti per fare delle riflessioni sul mercato immobiliare. Ok, è saltata una slide. Allora, il dato riguarda l'andamento del mercato non residenziale degli immobili in Italia, perché vorrei condividere con voi quello che è accaduto nel settore che poi ci riguarda da vicino, perché qui parliamo di uffici, capannoni e negozi. Abbiamo visto che dal 2001 al 2006 il mercato ha raggiunto numeri importanti, siamo arrivati anche a superare le 100.000 compravendite annue di immobili non residenziali. Per avere un'idea, il picco del residenziale l'abbiamo avuto nel 2006 con 840.000 compravendite, quindi siamo arrivati quasi a un 15% di immobili non residenziali sul venduto in Italia. E poi piano piano abbiamo visto che dal 2007 al 2008 quello che è accaduto nel nostro settore è un calo importante sia come numero di compravendite ma anche soprattutto come prezzi, perché la linea rossa rappresenta i prezzi del mercato immobiliare. Questi sono valori medi, ovviamente, questa è una media nazionale, però se poi andiamo a spacchettarla zona per zona, città per città, comune per comune, abbiamo visto che tendenzialmente quello che è accaduto ha toccato e riguarda tutta Italia. Tra l'altro vi ho riportato anche qua sotto un po' quello che è accaduto negli ultimi 3 anni, perché qua ci sono delle voci, molto bello che si sta parlando di ripresa, di ottimismo, finalmente abbiamo un Presidente del Consiglio che non parla più di crisi ma parla di ottimismo, tanto potete dire quello che volete sul Presidente del Consiglio, tanto non l'ha votato nessuno, quindi. E soltanto che il settore non residenziale, mentre il residenziale ha consolidato una leggera crescita nel 2014 e anche nel primo semestre del 2015, con un più 3,6 nel 2014 e un più 2,85 nel primo semestre del 2015, quindi diciamo che il residenziale si sta consolidando in leggera crescita.
Il settore non residenziale è ancora altalenante, perché è vero che il 2014 è stato moderatamente positivo, con un più 3% come numero di compravendite, ma nel 2015 la doccia non è stata molto calda, anzi è stata un pochino fredda, perché le compravendite sono scese dell'1,2 ancora nel settore non residenziale. Settore non residenziale che ovviamente riguarda le imprese e con questi dati bisogna molto fare attenzione a quello che poi riguarda il portafoglio di immobili che ognuno di noi in un modo diverso comunque sta gestendo. Questo è un piccolo anche spaccato, settore per settore, di quello che è accaduto nel commerciale, nel terziario e nel produttivo. Quindi se fate proprio caso, a parte il commerciale, quindi i negozi, dove vediamo un più 2,38 come numero di compravendite, sia gli uffici che il produttivo sono ancora in calo sensibile, perché un meno 5 e un meno 7,5 del produttivo in un mercato già più che dimezzato, di certo non possiamo dire che sia un segnale positivo. Non volevo fare il negativo oggi, però di fatto questi sono i numeri del mercato in cui spesso tutti noi ci troviamo, e quindi la riflessione che va fatta attentamente sugli immobili è capire che se un immobile viene messo in vendita inevitabilmente bisogna allinearsi a quelli che sono i valori, quelli che sono le tempistiche, quelli che sono le realtà dei singoli mercati. Tra l'altro, questo è un po' quello che è accaduto poi in uno spaccato nord-centro-sud, perché mentre l'ultimo trimestre vedete che ha cifre positive come numero di compravendite doppie sia al nord che al centro che al sud, per quanto riguarda il commerciale, gli uffici e il produttivo soprattutto anche al nord, ed è qui la cosa strana, perché si pensa sempre che il nord faccia da traino quando vi è una ripresa. In realtà sia il terziario segna un meno 7,7 e un meno 12 nei primi due trimestri nel nord Italia. Il centro è positivo, il sud è leggermente negativo. Stessa cosa per quanto riguarda il produttivo. Quindi io so che noi lavoriamo con diverse società di leasing già e ci sono diversi immobili presenti anche in queste zone. Quindi è fondamentale, quando si dialoga per ricollocare, per fare remarketing di questi immobili sul mercato, capire esattamente in che zona siamo e capire esattamente localmente le dinamiche di quello che sta accadendo. Questi sono dei dati nostri, perché noi stiamo lavorando già con 6 società di leasing dal 2013, perché è importante condividere alcuni risultati che stiamo avendo con queste società di leasing. Oggi abbiamo 267 immobili in vendita in più di 50 province in tutta Italia, perché abbiamo la fortuna di avere una rete capillare, abbiamo circa 1400 agenti che fanno parte del nostro network su tutto il territorio, e ad oggi le vendite sono state 54, quindi 54 di questi immobili li abbiamo già rivenduti. Vi ho riportato anche il numero di agenzie Remax coinvolte in questa vendita, perché sono 137, perché questo vi fa capire che possiamo soddisfare esigenze in tutta Italia, isole comprese, anche nelle zone un po' più remote e anche nei comuni un po' più piccolini. E soprattutto le operazioni concluse hanno cubato per circa 41 milioni, quindi siamo contenti di essere qua davanti a voi, perché di fatto vi abbiamo fatto recuperare a questa società di leasing circa 41 milioni di euro negli ultimi 2 anni. Questo è un po' quello che stiamo facendo insieme al mondo del leasing. Vi ho riportato anche degli altri dati interessanti, perché l'operatività su questi immobili va condivisa in modo molto attento. Vi ho riportato lo scostamento medio tra il prezzo di vendita e la nostra valutazione, perché molto spesso la nostra valutazione, che non è una semplice perizia, perché molto spesso quando lavoriamo con i vostri colleghi, quello di cui ci rendiamo conto è che la perizia del perito molto spesso non coincide col commerciale che in quella zona poi deve effettivamente vendere l'immobile, perché il perito nella sua perizia non ha poi l'onere della vendita, deve solamente attribuire un valore. Quello che notiamo è che c'è spesso uno scostamento tra il nostro valore e la perizia, perché la nostra analisi di mercato comparativa differisce dalla perizia, perché va
a far capire alla società di leasing in che tipo di competizione l'immobile entra, perché di fatto un immobile quando viene messo sul mercato, soprattutto poi nel non residenziale, non è unico, ma va in competizione con gli immobili simili. E quando ci si avvicina al vero prezzo di vendita, gli immobili vengono venduti anche velocemente anche in questo mercato, perché ahimè è molto spesso, quasi sempre, una questione di azzeccare il giusto prezzo all'immobile in relazione al mercato che abbiamo in quella zona. Tra l'altro vi ho fatto anche vedere lo scostamento medio tra il prezzo di vendita e il prezzo di incarico, perché molto spesso le società di leasing ci danno degli immobili a un prezzo un po' più alto, perché giustamente vogliono cercare magari di ottenere qualcosa in più rispetto alla nostra valutazione, facendo ancora riferimento alla perizia, e lo scostamento vedete che è quasi del 20% rispetto al prezzo iniziale, quindi bisogna fare molta attenzione. Tra l'altro, quando abbiamo un esempio proprio di un rifinanziamento che abbiamo concluso ieri, ed è proprio la sintesi di quello che è accaduto, perché avevamo questo immobile in vendita da tempo a 400.000 euro, abbiamo fatto un'analisi di mercato a 3,50, la società di leasing ha deciso di metterlo in vendita a 3,50, l'immobile è andato in vendita a metà luglio, ieri abbiamo fatto un nuovo contratto di leasing a 315.000 euro, quindi quando si centra il prezzo, il valore e i tempi di vendita sono ancora molto veloci. Tra l'altro i 400.000 non era una perizia sbagliata, la perizia era anche giusta, soltanto che non prendeva in considerazione che dietro, nella via dietro a quell'immobile c'era un immobile in vendita un po' più grande di quello a 3,50. Vero, un po' più vecchio, però l'acquirente ha detto: scusate, ma perché devo comprare questo immobile a 3,50 quando dietro allo stesso prezzo posso comprare 150 metri quadri in più? E ci ha fatto vedere l'immobile. Quindi questa è un po' la conoscenza e la capillarità di mercato che serve per andare a riposizionare, a ricollocare il più velocemente questi immobili. Vi ho riportato anche lo scostamento tra prezzo di vendita e debito residuo, perché qui dipende quando la società di leasing ha erogato il leasing, perché ahimè se sono leasing erogati nel 2006 per vendere bisogna riuscire ad accettare il fatto che magari si ha una perdita anche leggermente più elevata. Se gli immobili sono più recenti la forbice cala. Quindi questo è un po' lo scostamento medio dei 54 immobili che abbiamo venduto. Noi abbiamo capito una cosa lavorando col vostro mondo, che serve trasparenza, quindi trasparenza di quanto effettivamente si può fare e quanto effettivamente si può realizzare in termini di recuperi, in termini di remarketing. Quindi per questo ci ho tenuto a condividere con voi, invece che una presentazione dell'azienda, più che altro già uno schema di modello operativo che abbiamo in piedi da 5 anni e che ci ha permesso di lavorare già con diverse società con, riteniamo, risultati interessanti, perché fino ad oggi abbiamo venduto circa il 20%, 22% del portafogli che ci è stato momentaneamente affidato. Questo non vuol dire che non venderemo di più, perché il nostro scopo è vendere. Tra l'altro la nostra società viene pagata a rogito, quindi noi praticamente abbiamo un costo fino al momento in cui la società di leasing ha avuto la certezza di recuperare i soldi, e in questo modo non siamo dei semplici fornitori, diventiamo dei partner, perché l'obiettivo diventa comune, l'obiettivo diventa vendere al prezzo migliore possibile in questo mercato nel tempo più veloce possibile. Ecco, quello che abbiamo fatto in questi anni, abbiamo applicato come gruppo una teoria che è un pochino vecchia, che è questa, giusto per farci una risata, perché non è la più forte specie che sopravvive, perché altrimenti vivremmo ancora nell'era dei dinosauri, ma neanche la più intelligente, ma è quella più reattiva ai cambiamenti. Ahimè il mercato, e sentendo anche i colleghi che hanno parlato prima di noi, sono stato molto attento agli interventi, tutti parlano di cambiamento, di adeguamento, di adeguarsi velocemente, quindi in questo momento ci servono modelli snelli, modelli che si adeguano rapidamente ai cambiamenti di mercato che sono veramente repentini, perché comunque la rivoluzione che c'è stata nel nostro mondo, se ci pensate, dal 2006 è accaduto tutto in 8-9 anni, in un tempo veramente breve, e ogni anno le situazioni cambiano velocemente. Per avere un'idea,
su chi siamo, noi oggi in Italia abbiamo in vendita 23.000 immobili, abbiamo 1.344 agenti all'interno di 221 agenzie. Siccome il nostro sistema è un po' particolare, perché le nostre agenzie non sono le classiche agenzie immobiliari con 2-3 persone, ma sono degli studi associati dove all'interno arrivano anche 30-40 persone. Vi racconto questo perché il nostro sistema, l'età media dei nostri 1.344 affiliati è di 43 anni, con un'esperienza media di 13 anni nel settore. Vi do questi dati perché quando noi poi affidiamo un immobile a un collega locale, lo affidiamo sempre a un collega che ha determinate caratteristiche sia di competenze specifiche sugli immobili che soprattutto di esperienza, perché ahimè una persona di 43 anni forse è un po' più competente di un ventenne, ma non per altro, perché il ventenne ovviamente alle prime armi deve ancora fare esperienza, è tutto qua. E oggi gli immobili non residenziali che abbiamo in vendita in tutta Italia sono 2.187, quindi la nostra rete è al 10%, ha una vocazione non residenziale, che è un po' lo stesso dato che rappresenta il mercato immobiliare. Ecco, per avere un'idea di chi siamo, oggi la nostra società è presente in tutti quegli stati rossi, siamo presenti in 100 paesi al mondo. E quando scriviamo uno dei nostri slogan, l'immobiliare numero 1 al mondo, che a me non piace neanche molto dirlo perché cioè, insomma, sembra uno dice vabbè ma guarda questi sbruffoni americani, ma questo slogan in realtà viene da una certificazione che ogni anno l'Accenture fa, perché tra i competitor che hanno presenza internazionale per numero di transazioni vede chi è che ne transa di più e la nostra società è la prima al mondo con 907.785 transazioni. Per avere un'idea, la seconda è staccata di quasi 180.000 compravendite, quindi quando diciamo l'immobiliare numero 1 al mondo è un dato che certifichiamo ogni anno. Questo è un altro dato perché il nostro settore del franchising è stato spazzato da questa crisi, perché tutte le società in franchising, a partire da Gabetti, Tecnocasa e chi più ne ha più ne metta, hanno perso agenzie. Questo è un dato ufficiale, questo è pubblicato, quindi abbiamo semplicemente, perché quando si parla di competitor bisogna sempre farlo con molta attenzione, e queste sono le agenzie aperte nel 2009 e le agenzie aperte a settembre 2015. E noi siamo l'unico gruppo, e di questo ne andiamo abbastanza fieri, che in Italia è riuscito a crescere del 19% in questo momento di mercato. Noi siamo un gruppo trasparente perché i nostri affiliati ci comunicano esattamente quante transazioni fanno ogni mese, perché noi non prendiamo una royalty fissa, ma prendiamo una percentuale sul fatturato. Quindi i nostri affiliati hanno l'obbligo di comunicarci quante vendite fanno e quanto fatturano e quant'è il volume intermediato. E quindi nelle ultime 2 slide io vi voglio presentare esattamente i nostri dati. Quest'anno a luglio siamo arrivati a intermediare 5.283 transazioni e la stima per il 2015 è di 8.500 transazioni, quindi cominciamo a avere un peso rilevante, una quota di mercato rilevante in questo mercato. Questo è il volume del compravenduto, quindi noi l'anno scorso abbiamo compravenduto, ed è una cifra precisa al centesimo, 848.180.078 euro di valore immobiliare. Quest'anno siamo a 688 milioni, con una stima di sfiorare il miliardo di euro di intermediato. La ringrazio, però dobbiamo concludere. Ho finito. Questo è il nostro fatturato. Il nostro fatturato è in continua crescita e quest'anno avremo un aggregato di 26 milioni. E questo è il nostro numero di agenti. E io voglio salutarvi con un invito esclusivo per voi. Tra l'altro vi arriverà via email questo invito perché noi stiamo facendo degli eventi specifici per gli immobili non residenziali. Noi stiamo creando una rete di professionisti, di persone che possono dare alle società di leasing un servizio esclusivo, dettagliato, particolareggiato. Per questo vi inviteremo a questi 2 eventi, sia nella nostra sede Remax Italia che a Roma, che faremo in queste date, dove se avete piacere partecipare ed è un vero corso di formazione fatto da esperti su come trattare immobili non residenziali e quali sono gli strumenti di marketing che servono oggi per vendere. Grazie dottor Canciani e grazie a voi dell'attenzione.